Dobbiamo dire brava all'influenza che ha fatto pienamente il suo lavoro, quello per il quale naturalmente esiste, ovvero acciaccare le persone. Mi sta rendendo rauco, ha un po' influenzato il nostro ospite musicale e ha addirittura allettato due dei nostri ospiti di questa sera. Quindi diciamo che, come diceva il sommo scrittore, a ciascuno il suo, il compito dell'influenza stagionale è quella di far stare un po' male le persone, ed è giusto che sia così. Quindi già in premessa capirete che la puntata di oggi mi vedrà parlare poco, perché proprio c'ho la gola che è come se avessi inghiottito una piuma, che più che un solletico è un grattare tutto, e poi abbiamo degli ospiti in formazione ridotta, ma non per questo la puntata non sarà interessante, perché come al solito affronteremo degli argomenti importanti dal punto di vista scolastico, dello sport, della salute, dell'associazionismo e anche della musica, che sicuramente renderanno piacevole quest'ora che ormai da un decennio trascorriamo insieme, ovvero l'appuntamento fisso con Target, il vostro talk show del mercoledì sera su Televideo Agrigento, l'LCN il 92 del digitale terrestre, su tutta la Sicilia, parte della Calabria meridionale, e naturalmente poi in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, da vedere e rivedere sia negli orari con lo streaming, ma anche poi nello spazio, nel link dedicato, dove potete andare a rivedere anche le puntate precedenti che magari vi siete perse o che volete approfondire. Siamo già pienamente nel 2018, cominciato anche dal punto di vista climatico un po' pazzerello, no? Con questa ipernevosità del nord. Abbiamo visto Gervinia isolata per diverse volte, più di 2 metri di neve, percezioni altissime di temperatura, altissime in negativo naturalmente, con meno 20-25 nel New England, nel Massachusetts, negli Stati Uniti, percezione che arrivava fino a meno 70, quindi immaginate, mentre proprio l'altro ieri sia a Roma che a Palermo qualcuno è andato a fare una bella passeggiata al mare perché si sfioravano i 22-25 gradi. Un tempo un po' pazzerello, come ormai da tempo siamo abituati a vedere, effetto di questi cambiamenti climatici che non preannunciano niente di buono. Lo dicono soprattutto gli scienziati: la natura non deve essere violentata, deve fare il suo corso in maniera naturale, altrimenti ai ai per noi. Bene, dopo questa premessa medico-ambientalistica, passo subito a presentare gli ospiti della puntata di questa sera, ad iniziare dalla mia sinistra. Lei è Gabriella Broccoleri, una gradita presenza, dobbiamo dire, fin dalla prima puntata forse. Grazie. Lei è la dirigente dell'Istituto Superiore Michele Arena di Sciacca. Continuiamo con Maurizio Picarella, lui è un esperto di medicina dello sport, un funzionario dell'ASP di Agrigento. E continuiamo con Arturo Tortorici, oltre che cavaliere, è anche il responsabile dell'Unione Nazionale Mutilati per Servizio. E il nostro ospite musicale, fresco da una bella esperienza di Sorrento, si chiama Vincenzo Silvestri. Allora, dottoressa Broccoleri, l'influenza ti ha sfiorata? No, sto molto bene, sono pronta a riprendere con entusiasmo e passione, voglia di essere il mio lavoro e la mia vita. Siete stati un po', diciamo così, beneficiati anche dal tempo, il periodo natalizio, notoriamente la scuola si prende una pausa di riflessione, di riposo. Sì, così. Una pausa di riposo che è relativa soprattutto alla didattica, perché la scuola non chiude, la scuola progetta, costruisce, vive le sue relazioni ogni giorno per tutti i giorni dell'anno. Quindi siamo nella piena progettazione dell'Open Day, nella piena progettazione di tutte quelle attività che rendono la scuola più visibile e che possono permettere di fare ai ragazzi di scuola media, di terza media in particolare, una scelta funzionale ai loro bisogni. Bene, parleremo di questo Open Day che tra qualche giorno ci sarà, ma
ma anche di tutte le altre iniziative che rendono importante la presenza sul territorio del Michele Arena. Il professore Picarella invece ci parlerà dello sport. Lo sport è anche come medicina, no? Per far star bene il nostro corpo. E soprattutto di questi tempi finalmente sta assumendo la sua piena valenza l'attività motoria come somministrazione, come farmacoterapia, quindi somministrata non più come semplice attività ludica come si poteva pensare fino a qualche anno fa, ma ormai l'evidenza scientifica ci suggerisce che l'attività motoria è l'unica arma che noi abbiamo contro le cosiddette sindrome metaboliche, cioè a dire... Quindi è una prevenzione ma anche una cura. Esatto, ho detto benissimo. Approfondiremo anche questo argomento. Arturo Tortorici lo conosco da tanto tempo, ogni tanto lo chiamo anche cavaliere, non per millantato credico, ma in realtà è un titolo che detiene a tutti gli effetti tra le sue molteplici attività e questo impegno nell'Unione Nazionale Mutilati per Servizio. Arturo. Grazie, buonasera ai telespettatori. Sono onorato questa sera di partecipare a questa trasmissione anche perché ho l'orgoglio di rappresentare l'Unione Nazionale Mutilati per Servizio. L'Unione Nazionale Mutilati per Servizio è un ente morale istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno del 1947. Cosa è l'Unione e cosa fa l'Unione? Noi rappresentiamo tutti i corpi di polizia, la magistratura, i dipendenti civili dello Stato e militari che hanno contratto malattia per causa di servizio o che sono morti nell'adempimento del proprio dovere. Non possiamo noi dimenticare nella nostra provincia di Agrigento il giudice Livatino all'età di 38 anni che è stato trucidato da parte della mafia. Noi siamo questi, rappresentiamo i servitori dello Stato. Il maresciallo Guazelli, Giuliano Guazelli, che è morto nel 1982 durante il rientro a casa che andava per Menfi e su Porto Empedocle, è stato, diciamo, da parte della mafia trucidato. Quindi figure naturalmente note, ma anche normali servitori o persone che insomma che combattono la mafia, hanno combattuto la mafia e oggi veramente dobbiamo continuare con la legalità, perché non dobbiamo dimenticare questi servitori dello Stato che hanno fatto tanti, Falcone, Borsellino, Alfonso Principato, che purtroppo, dico purtroppo perché sono morti, sono tanti. Parleremo allora dei servizi che offre l'Unione Nazionale Mutilati ai suoi associati e alle famiglie, e conosciamo anche Vincenzo Silvestri, dicevo, reduce da questa bella esperienza di Sorrento. Che è successo a Sorrento, Vincenzo? Vincenzo? Ho avuto l'onore di essere invitato a Vincenzo Capasso al meeting dello spettacolo. Abbiamo vissuto tutti una bellissima realtà musicale, sì. Confrontarsi con gli altri ragazzi, avere... È stato bello, è una crescita personale e anche artistica, sì. E poi Vincenzo Capasso, insomma, è uno degli autori più autore importanti del panorama italiano, musicale italiano. Bene, ritorniamo alla scuola. Allora, dicevamo, Gabriella, questa preparazione all'Open Day, ovvero alla scuola che si apre per farsi conoscere e per naturalmente offrire i suoi servizi ai ragazzi che dopo la scuola media vogliono intraprendere questo percorso, che Michele Arena credo che ha molte strade, insomma, da offrire, sì. No? È un momento critico ovviamente per la vita dei ragazzi e per la vita dei genitori, una scelta importante non solo da un punto di vista scolastico ma da un punto di vista esistenziale, scegliere la scuola a 13 anni, per cui noi intendiamo la scelta della scuola come pieno orientamento alla vita, come life design, per cui non offriamo soltanto la possibilità di scegliere un'opportunità tra 10 indirizzi scolastici, ma di configurare un percorso esistenziale che condurrà il ragazzo e la ragazza alla piena consapevolezza di sé. Sono questo tante, dicevo che sono diverse strade. Sì, sono tante le strade, sono 10 indirizzi tecnico-professionali, dal nautico all'odontotecnico, passando per l'elettronica, l'elettrotecnica, l'ITI, sono davvero tante le opportunità che il mio istituto offre al territorio, 1400 iscritti, siamo in crescita da diversi anni e ringrazio la tua trasmissione, giudico scaramantico questo momento
di presentazione della scuola. Si vede che ti porta bene. Mi porta davvero bene, siamo in crescita, c'è tanta fiducia da parte delle famiglie, è un'opportunità che offriamo. Quella vediamo della proprio scuola. il manifesto, Sì, manifesto 12, che annuncia l'Open Day. 12 e 13 dicembre, 2 giornate molto particolari quest'anno, perché per la seconda volta ospitiamo anche l'Expo Technology, cioè le diverse aziende che collaborano con noi per l'alternanza scuola-lavoro, che espongono i loro manufatti, i loro prodotti all'interno della nostra scuola. Volevo ritornare un po' al discorso dell'orientamento che Sì. dicevi prima. Magari un ragazzo già da piccolo dice io da grande voglio fare, e quindi magari si sceglie autonomamente la scuola che frequentare, o tu pensi che ci sia anche un'influenza familiare o comunque un qualcosa Sono tante legato? le motivazioni che inducono a una scelta, certamente la famiglia, il gruppo amicale, spesso il ragazzo fa una scelta inconsapevole, viene condotto dal gruppo, noi intendiamo porre il ragazzo in una dimensione di sperimentazione di laboratorio, appunto per questo motivo noi abbiamo da diversi anni dato la possibilità ai ragazzi di sperimentare attraverso dei laboratori l'idea e la concretezza della nostra scuola, quindi noi forniamo la possibilità di frequentare per circa 10 ore di percorsi pomeridiani che mettono nelle condizioni al ragazzo di fare una scelta consapevole. Cioè, magari dici io penso il di fare laboratorio di questo e navigazione, poi il laboratorio ce l'ha odontotecnico, direttamente. esattamente, il laboratorio di informatica, che mette nelle condizioni al ragazzo di fare una scelta consapevole. Analizzando i numeri della tua scuola, tu dicevi 10 indirizzi, qual è quello che è in forte ascesa e quello che soffre un po'? In forte ascesa è il tecnico industriale, è il nautico, è il tecnico per i servizi sociali, ma anche l'odontotecnico. Devo dire che contrariamente al trend nazionale la mia scuola registra aumento di iscritti in tutti gli indirizzi. Quello che invece frena un po'? Non abbiamo avuto delle difficoltà nella formazione delle classi. Ringrazio il collegio dei docenti, le famiglie, i ragazzi, tutto il personale per questo straordinario entusiasmo che conduce a una scelta consapevole nel nostro territorio. Siamo in Una crescita. rivalutazione degli istituti tecnici allora? Senz'altro nella nostra provincia c'è, contrariamente a quello che sta accadendo anche a livello nazionale, dove si assiste a una crisi nel settore professionale. Noi siamo in crescita, è una scuola che offre alternanza scuola-lavoro, possibilità però anche di crescita in ambito culturale. Ci siamo fortemente emancipati da quel pregiudizio che faceva della scuola professionale solo la scuola del fare. Siamo una scuola del pensare, dell'agire, del fare, è una scuola che prepara dunque al lavoro, e sono tantissimi ragazzi che subito dopo il diploma hanno la possibilità, grazie alla nostra scuola, di entrare pienamente nel mondo del lavoro, però è anche una scuola che prepara alla frequenza di corsi universitari con successo. Bene, ci fa piacere vedere che insomma anche nel nostro territorio delle piccole grandi eccellenze vanno avanti. Grazie. Professore Picarella, allora, prima lo sport lo facevano solo in pochi, e poi c'è stato anche forse un po' la moda, no? di andare a passeggiare o di andare a correre, adesso invece è il medico che ce l'ha anche come terapia. Sì, dobbiamo subito analizzare un dato di fatto. L'uomo si esprime appena nato con il movimento. Il movimento ovviamente è una espressione dell'uomo, non di una massa di ossa, di muscoli, ma della sua persona. Ovviamente questa espressione, questo linguaggio corporeo è anche frutto di un suo vissuto. Purtroppo nell'era moderna questo vissuto, questa attività esperienziale viene sempre meno. L'ambiente che ci circonda è sempre meno, si offre sempre meno, quindi si offre con più difficoltà alle attività ludico-motorie. Ci spinge ad essere pigri? Ma senz'altro. Per dare un dato, ormai l'amico fedele dell'uomo, indipendentemente dall'età, non è più l'animale come potrebbe pensare qualcuno, ma è lo smartphone. E di conseguenza la sedia o il divano? Sì, ma con tutte le conseguenze che ne seguono ovviamente, sia dal punto di vista posturale, sia dal punto di vista salutistico, eccetera. Noi non dobbiamo pensare che il movimento irrazionale, così il muoversi, possa essere la panacea di tutte le problematiche. Ormai andiamo sempre più incontro a quelle che vengono chiamate appunto sindrome metaboliche, cioè a dire di quelle malattie del ricambio dovute appunto a una ipocinesia sempre più diffusa, sempre più gravosa, quindi a un non movimento.
Questo dipende senz'altro, dicevamo, dall'ambiente che ci circonda, che è sempre meno adatto ad offrire all'uomo, al cittadino, opportunità di fare attività motoria come si deve. Ma soprattutto non dobbiamo dimenticare a livello scolastico, perché lì nasce l'uomo, lì si forma il futuro cittadino. Basti pensare che nel resto d'Europa le ore di educazione fisica sono in qualunque grado di scuola, dalla scuola materna alle scuole superiori, in media 5 ore. Da noi sono dalla scuola media in poi 2 ore. Ma c'è un altro grave danno, che l'offerta formativa non viene svolta appunto da insegnanti di scienze motorie nelle scuole elementari, per non parlare nella scuola materna, ma dal normale maestro, diciamo. Ecco. Ma questo è gravissimo, è come se io andassi in ospedale, quindi anziché farmi curare e farmi visitare da un medico, con tutto il rispetto, mi faccio visitare dal primo che passa, dal cosiddetto portantino o meno, e questo anche perché non è, più va piccolo bene. si è, insomma, più attenzione uno ha bisogno. Quindi se noi pensiamo che non si investe per niente, per nulla, appunto alle scienze motorie, basti pensare che in tante parti d'Italia qual è il progetto, l'obiettivo? Quello di ospedalizzare sempre di più appunto il cittadino, cioè dobbiamo fare in maniera tale, poco fa lei parlava appunto di prevenzione, ma certo è l'unica arma che noi abbiamo. Basti pensare per esempio che nella nostra regione Sicilia il 6% della popolazione soffre di diabete tipo 2, ma il diabete tipo 2 sfocia nell'età adulta, senza pensare che già ce lo portiamo appresso già da decenni. Il 6% della popolazione, i dati nazionali, i dati regionali, i dati provinciali, sono dati dell'Istat e del Dipartimento regionale d'ASOE, rispecchiano l'andamento. I dati appunto per quanto concerne il diabete tipo 2 sono sempre in aumento. Per non parlare delle malattie cardiocircolatorie, parliamo circa del 12% della popolazione che manifesta la malattia, per non parlare quindi non solamente... E questa incidenza potrebbe regredire con una sanissima attività sportiva? Ma certamente, noi parliamo di educazione all'attività motoria o sportivo. Ovviamente dobbiamo mettere nelle condizioni il cittadino di avere anche delle strutture, perché come noi... Su questo io una volta mi sono messo a ridere, le prime volte che sono andato in una città del nord e poi nel Nord America, visitando appunto queste aziende, la prima cosa che ci facevano visitare era la palestra, quasi con la obbligatorietà dei dipendenti a frequentarla. Lei sta dicendo, appunto, ha visto con i suoi occhi la realtà, ma c'è un motivo, perché all'azienda costa di più far stare bene il proprio dipendente o costa di più curarlo? E quindi curarlo significa non produrlo, perché nel momento in cui un dipendente, qualunque livello, non vado al lavoro, io rappresento un costo per la mia azienda. L'azienda deve far star bene in tutti i sensi dal punto di vista psicofisico il suo lavoratore. Per questo, soprattutto nel nord Europa, Provanè, che in questi giorni in una nota trasmissione televisiva RAI hanno fatto vedere quello che succede in Danimarca, che è per eccellenza lo stato sociale, rappresenta lo stato sociale, il vero welfare della popolazione. Per fortuna noi un po', forse per moda e un po' anche per necessità, ci stiamo adeguando ad essere più in movimento da noi, insomma, ecco, senza una bella passeggiata a San Leone, andarsi a fare una sgroppatina magari lungo la spiaggia. Il paradosso è che con il nostro clima noi la nostra palestra è il primo... La strada, ecco. Ma è l'ambiente, dovrebbe essere l'ambiente che dovrebbe essere appunto più idoneo, ripeto, se pensiamo alla mobilità, se pensiamo alle grandi metropoli, dove la vita è diventata impossibile spostarsi nelle grandi metropoli, penso a Roma, Milano, eccetera. Se pensiamo alle piste ciclabili che sono inesistenti, possiamo dirlo, nella nostra città, noi non dobbiamo pensare al marciapiede dove poter passeggiare con la bicicletta, eccetera. Noi dobbiamo
pensare ad investire per ammalarci di meno, e questa è l'unica arma che abbiamo, altrimenti sarà la fine per tutti. È vero allora che la bicicletta salverà il mondo? Devo dire di sì, perché se pensiamo che l'Italia è il primo produttore di biciclette, i migliori ingegneri sono italiani, abbiamo inventato la bicicletta, pensiamo a Campagnolo, il la utilizziamo poco tutto, però. ma non lo utilizziamo per nulla, soprattutto nelle nostre zone. Bene, parleremo ancora di questo interessante argomento che ci fa stare anche bene. Ritorniamo alla nostra unione. Arturo, dicevi, sì, nata nel 47, quindi diciamo ha delle solide fondamenta. Ecco. Esattamente. Noi siamo presenti in tutto il territorio nazionale. Abbiamo 98 sezioni e 21 consigli regionali. La mia è la sezione provinciale di Agrigento, in via Metello numero 11, che noi ci occupiamo di questi benemeriti iscritti, che sono le vedove, orfani di caduto per servizio, e i corpi di polizia che rappresentano i corpi della forestale, i corpi vigili urbani, tutti i 5 corpi di polizia, la polizia di Stato, i carabinieri, che ognuno di loro, o per un conto o per un altro conto, c'è chi ha contratto malattia per causa di servizio, e una volta contrattando la malattia per causa di servizio, che viene attribuita dall'8ª alla prima categoria, si vengono a iscrivere da noi, perché l'invalido per servizio, con la legge del 15 luglio del 1950, 539, è equiparato all'invalido di guerra e ha dei benefici. Noi questi benefici li spieghiamo ai nostri iscritti attraverso il Corriere dell'Unione. Il Corriere dell'Unione, che è questo, cosa facciamo noi? Siamo propositivi a livello nazionale, perché abbiamo una sede nazionale che è in via Savoia a Roma, dove noi proponiamo delle leggi in favore di questi disabili, di queste vedove decaduti per servizio. Abbiamo il collocamento obbligatorio, che hanno diritto gli orfani e le vedove decaduti per servizio. Abbiamo anche, oltre il collocamento obbligatorio, che ce ne occupiamo noi sempre attraverso la nostra sede provinciale, ognuno per competenza, la legge 68-99, la vecchia legge del 2 aprile numero 482, che allora c'erano le percentuali che danno diritto nella pubblica amministrazione a essere chiamati per la chiamata diretta. La chiamata diretta avviene semplicemente per i figli dei grandi invalidi e per gli orfani decaduti per servizio e per le vedove. Sono quelli di prima categoria. Per l'impegno della tua unione e delle altre associazioni è ormai, diciamo, risaputo che l'Italia è uno degli stati nazionali dove la presenza del welfare, o comunque di leggi a favore e a tutela di queste categorie, è tra le più importanti, veramente. Certo, solo purtroppo c'è poca diffusione, perché devo dire la verità, si pensa, quando si parla di associazioni, si pensa di parlare le solite associazioni che con atto dal notaio diciamo, fanno l'associazione. Per esempio noi siamo accreditati alla ex tabella H come UMMES. Purtroppo l'ex presidente Crocetta ce l'ha abolito e ci ha fatto partecipare con i bandi. Fortunatamente, partecipando con i bandi, noi siamo riusciti a distanza di 5 anni oggi ad avere un piccolo contributo che sarà erogato in questi mesi. Io farò delle assemblee per quanto concerne la mia associazione, perché ogni anno ho l'obbligo di convocare tutti gli iscritti e informarli sull'attività, ma l'attività loro la conoscono bene, perché sempre attraverso del Corriere dell'Unione, che loro lo ricevono ogni 2 mesi, ci sono tutte le note di legislazione sociale dove loro vanno a capitare
tutti i benefici spettanti alla categoria. E poi insomma la necessità ci può sempre essere la consultazione Sì. diretta. Per esempio nell'ambito scolastico, visto che c'è la dirigente scolastica, la dottoressa Brucculeri, molte persone che non sconoscevano questa situazione, i figli, essendo figli di invalidi per servizio, nelle graduatorie sconoscevano che con la legge del 1950, equiparati i figli degli invalidi per servizio, equiparati agli invalidi di guerra, precedono nelle graduatorie perché hanno, diciamo, il privilegio, effettivamente il privilegio. Io prima c'è stato un danno, ecco, io sono stato assunto alla regione per chiamata diretta il 15 luglio del 77. Sfortunatamente ho perso il padre a 49 certo, quindi c'è anni, stato il danno prima perché per mio padre il è morto privilegio. per causa di servizio. Bene, continuiamo a parlare di queste vostre iniziative. Ritorniamo a conoscere Vincenzo. Allora, abbiamo parlato proprio dell'ultima esperienza a Sorrento, ma come nasce Vincenzo Silvestri cantante, insomma? Sì, Quando hai... Sì, ho iniziato a scrivere i miei pezzi sin da quando avevo 15 anni. Ah, già scrittore, diciamo, sì. Sì. Cantautore, allora. Autore. Sì. Solo con i testi o anche le musiche? O tu fai? No, solo i testi. Solo i testi, le musiche? Ancora sì, no, Solo i testi, sì. Poi da lì ho lavorato anche con Massimo Barberis, che abbiamo prodotto assieme tante canzoni. Poi con Salvatore Tozzi, un altro produttore artistico, e adesso poi quest'anno mi sono presentato da Re Sanremo. Sono arrivato in finale, non ho avuto l'onore di arrivare al festival, però va bene così. E vabbè, ma si deve provare, insomma, anche Sì, perché assolutamente, no, ma le strade di queste come prima volta, anzi, dei talk show, insomma, sono ormai forse non abbastanza dico l'unica, ma difficile, comunque la strada principale da seguire, poi è difficile. è Intanto è difficile anche perché arrivare. ce ne sono in Italia tantissime belle realtà, dobbiamo dire che tanti talenti ci sono che Sì, che il emergono. problema è che siamo troppi e i posti sono... E il sud è sempre un po' penalizzato? Il sud è penalizzatissimo da questo punto di vista, anche perché in Italia ce ne sono molto più preparati di noi. Al sud siamo anche tanti, però... Ti scoraggi, no? No, scoraggiare no, però... Ci deve provare uno, dai. Sì, assolutamente. Allora, sentiamo subito allora queste tue opere. Naturalmente sei qua e ci devi anche fare ascoltare qualcosa che tu hai realizzato, Vincenzo. Cosa ci propone come primo brano? Ma il primo brano è Due Guerrieri, l'ho scritto quando ero al Cet di Mogol, infatti il giorno dopo lo feci sentire a Francesco Gazzè, il fratello di Max, gli è piaciuto, almeno lui, vediamo. Vediamo cosa ne esce fuori. A te il centro del nostro studio, a Target c'è Vincenzo Silvestri.
Bravo Vincenzo. Grazie mille. Allora, Gabriella, ma vedo lì delle lattine di olio, vi siete messi a fare i produttori? Sì, ci siamo messi a fare i produttori, quest'anno abbiamo prodotto 88 litri di olio, grazie al lavoro dei nostri ragazzi, dei nostri docenti che hanno recuperato un vecchio giardino, un vecchio oliveto della scuola che abbiamo intitolato a San Francesco d'Assisi. Le attività si collocano all'interno di un vasto progetto di educazione alla salute e al gusto. Il progetto si chiama Gustare l'insieme salutare, i ragazzi hanno coltivato il giardino e hanno poi tutti quindi sono insieme, stati loro proprio i contadini, tutti sì? insieme hanno poi raccolto le olive e poi abbiamo avuto una bella manifestazione finale in cui i ragazzi hanno potuto gustare l'olio e vivere, ecco, un momento anche teorico di approfondimento delle virtù importanti all'interno della dieta mediterranea, non solo di questo importante alimento. Come dicevamo allora, quindi la scuola non soltanto nozionistica, ma anche con progetti mirati a quella che è la nostra esistenza quotidiana. Come diceva prima anche il professore Picarella, insomma, volersi bene sia dal punto di vista del mangiare che anche dell'attività fisica è una cosa importante. Volevo tranquillizzare, ecco, il territorio agrigentino, ma soprattutto quello saccense e menvitano, che tradizionalmente rappresenta il nostro bacino di utenza rispetto al linguaggio sportivo, che nella nostra scuola è oltremodo considerato. Noi abbiamo una palestra stupenda, 2 palestre meravigliose che sono state recentemente ristrutturate grazie a un asse 2. I nostri ragazzi vivono compiutamente la sintesi del linguaggio della mente e del corpo. Abbiamo una bellissima band e abbiamo con l'organico potenziato avuto la possibilità di avere un insegnante di musica, quindi favoriamo l'espressione compiuta della personalità dei nostri alunni, non soltanto attraverso l'alternanza scuola-lavoro o l'approccio teorico, ma anche attraverso il linguaggio dello sport e il linguaggio della musica. Certo, però le ore quelle dedicate all'educazione fisica sono però possono aumentare, diciamo, possono aumentare attraverso progetti extracurriculari, attraverso scelte che nella propria autonomia le singole istituzioni scolastiche possono darsi, e noi l'abbiamo fatto per quanto mi riguarda. Un occhio particolare. Assolutamente sì, perché noi crediamo nella dimensione educativa dello sport, della musica, della filosofia, di altre discipline, ecco, che vengono collocate attraverso precise scelte che fa il collegio dei docenti e il consiglio di istituto all'interno del nostro curricolo. Quindi il nostro istituto tecnico professionale lavora a una visione della personalità del ragazzo che non è strettamente costipata dalle discipline. Guardiamo alla personalità del ragazzo e della ragazza nella sua struttura poliedrica. Guardiamo alla persona, non soltanto all'alunno. Quando riguarda il progetto della salute, credo che se ne sia anche interessata la RAI nazionale, no? Sì, abbiamo avuto l'opportunità. Sì, abbiamo avuto l'opportunità. In relazione proprio all'olio? Sì, abbiamo avuto l'opportunità di avere i giornalisti e gli operatori della trasmissione Buongiorno Regione che si è interessato del nostro progetto e hanno ripreso le diverse fasi dell'attività didattica con notevole anche successo di critica di pubblico, diciamo. Un'attività che si colloca all'interno del progetto inclusione. Tutti i ragazzi hanno partecipato alla raccolta e tutti i docenti, anche con la collaborazione delle famiglie. Davvero c'è stato poi l'assaggio classico, no? Pane e olio. Sì, abbiamo avuto l'assaggio del pane cunzato. Che cosa ne dicono gli esperti? È organoletticamente estremamente positivo, è stato, e abbiamo avuto anche un momento di educazione all'assaggio attraverso gli esperti anche della cooperativa Madre Terra. Quindi diciamo proprio come si fa col vino, si fa anche con l'olio. Assolutamente no? Sì, c'è un protocollo cerimoniale che educa i ragazzi e non solo alla degustazione di questo importante alimento della dieta mediterranea. Ci fa piacere veramente, magari poi lo assaggerò dopo. Infatti se li ho portati uno per te, naturalmente anche per Arturo Cantella. Volevo anche soffermarmi, se me ne dai la possibilità, e ti ringrazio anche su questo importante esito di progettazione didattica. Quarta edizione del progetto Rovescia la Fiaba, è un progetto che se lo metti un po' più in favore della telecamera, ecco così. Sì, è un progetto che mira a superare gli stereotipi nella narrazione che viene spesso trasmessa, è una narrazione che supera gli stereotipi sessisti a favore di una
ecco, rivalutazione delle pari opportunità. La scuola non è soltanto del bambino, ma è anche delle bambine. Rovescia la fiaba in che senso? Che cambia il finale? Cambiano il finale, cambiano i protagonisti, ecco, spesso la fiaba tradizionale classica colloca la bambina degli interni, dà alle bambine e alle ragazze, ecco, non il ruolo di protagoniste ma di soggiacente a logiche maschile. Invece, ecco, rovesciando la fiaba si rovesciano gli stereotipi e si dà la possibilità anche alle ragazze di costruire la propria vita. Anche questa è un'esperienza estremamente un cambio interessante. Positivo, ecco, Un'esperienza estremamente interessante. Lo condivido. Professore Picarella, buon olio, quindi buona alimentazione, buon movimento, altro che farmaci, proprio la chimica la mettiamo da parte. Soprattutto perché l'olio, come sappiamo, contiene degli ottimi grassi insaturi, quindi polinsaturi in questo caso, quindi assolutamente deve far parte della nostra dieta. Molti farmaci possono essere messi da parte e sostituiti con un buon movimento? Allora, noi dobbiamo sempre distinguere tra il movimento fine a se stesso e il movimento razionale. Cosa vuol dire movimento razionale? Vuol dire, come qualunque farmaco, il farmaco si prende e si somministra quando vi è una patologia. Certo, con la dose giusta, nella tempistica giusta. Quindi deve essere dosato da persone esperte, quindi dai kinesiologi, dai laureati in scienze motorie, nelle giuste sedi, e soprattutto si deve essere consapevoli di quello che si fa. Poco fa parlavamo appunto di quello che sono le sindromi cosiddette metaboliche, quindi tutte quelle patologie che sfociano e derivano da stili di vita errati. Sappiamo benissimo come, sempre per dare dei dati che ci devono far riflettere, la popolazione italiana, e questo a livello regionale, a livello della provincia di Agrigento si rispecchia di pari pari, circa il 60% della popolazione, ripeto, italiana, regionale e della provincia di Agrigento è sovrappeso obeso. Il fenomeno del sovrappeso obeso non rappresenta solo una problematica di natura morfologica, cioè noi non dobbiamo vedere quella persona che è in sovrappeso obeso come una persona esteticamente negativa. Quella persona purtroppo è una bomba ad orologeria pronta ad esplodere nelle varie manifestazioni patologiche. Quindi abbiamo elencato le varie patologie cardiocircolatorie, le malattie del ricambio, diabete tipo 2, eccetera. Stavamo dicendo come nei fanciulli il diabete è in continua esplosione, in continuo aumento, ma in continuo aumento significa ogni anno aumentano sempre più. Problemi di ipercolesterolemia, ipertensione e così via. Cosa fa l'attività motoria? L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci suggerisce di muoverci di almeno 150 minuti alla settimana, quindi quei famigerati 30 minuti al giorno. Questo non basta. Faccio un esempio. Un'altra malattia a cui noi non possiamo sfuggire è una patologia che fa parte della vita, cioè fa parte della fisiologia dell'uomo, cioè l'osteoporosi. L'osteoporosi sappiamo benissimo che soprattutto sfocia nella donna, soprattutto con l'avvento della menopausa per problematiche ormonali, eccetera. Ma non è che l'uomo ne è esente da questa patologia, anche l'uomo andrà incontro a problemi di osteoporosi. Allora, l'osteoporosi non è che ce ne accorgiamo perché mi fa male un qualcosa e vado dal medico. Purtroppo una malattia sintomatica. Bravissimo, purtroppo l'osteoporosi sfocia nel momento in cui per una banale caduta si rompe il femore, si rompe un braccio, eccetera. Dopodiché con le radiografie si vede, o con diverse indagini tipo appunto la MOC, che è una specie diciamo di TAC, eccetera, vediamo com'è la salute dell'osso. Allora basti pensare che la nostra struttura ossea è un esempio di architettura stupenda che Madre Natura ci ha dato. Basti pensare che un certo Gustave Eiffel si rifece alla struttura trabecolare ossea per fare la Torre Eiffel e divenne poi il simbolo di Parigi. Quindi la nostra struttura ossea
e ha questa appunto conformazione. Cos'è che può fare l'attività motoria appunto contro l'osteoporosi? L'attività è diversa, non può essere un'attività di tipo aerobica, ma deve essere un'attività di tipo intensiva. Non deve scandalizzare il fatto quando dico che l'unica medicina che serve contro l'osteoporosi è la pesistica. Qualcuno potrebbe pensare, ma come la pesistica? Sì, non solo la pesistica, cioè la struttura ossea deve essere stimolata a azioni compressive e distensive, perché qualcuno pensa che l'osso sia una struttura morta, un organo morto. No, è ben vivo e deve essere nutrito. Basti pensare che in un anno il 10% della nostra struttura, della componente scheletrica, viene ricambiata. Un gioco di ormonale, organico, parte mineralizzata e parte proteica viene costruita, decostruita, eccetera. Quindi in 10 anni noi avremo uno scheletro nuovo. E questo, come dicevamo all'inizio, deve essere fatto con l'attenzione delle figure professionali che... Perfetto. Insomma, Io ne vorrei approfittare... Non così dilettanti allo sbaraglio. No, assolutamente. Io ne approfitto della vostra cortesia per dire una cosa importante. Io mi pregio di aver rappresentato l'azienda La Spione di Agrigento, perché l'anno scorso ho fatto parte della commissione tecnico-legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, perché anche noi, quindi in ambito di scienze motorie, finalmente, ultimi ma siamo arrivati, la Regione Sicilia si è dotata di una norma a favore dei cittadini, quindi praticamente in ogni impianto sportivo pubblico e privato è obbligatoria la figura del direttore tecnico. Il direttore tecnico laureato in scienze motorie, ovvero il kinesiologo. Il kinesiologo è quella figura professionale laureata in scienze motorie. Quindi il direttore tecnico, così come io ho fatto sempre un esempio, un parallelismo, per costruire un palazzo fino a prova contraria occorre il progetto di un ingegnere. Ovviamente non possono bastare 100 ingegneri per fare un palazzo, ma si deve avvalere di altre figure professionali che sono il geometra, il capocantiere, figure professionali ottime come appunto il carpentiere, il piastrellista e così via. Quindi quello che noi vogliamo dire è perfetto, quello che noi vogliamo dire è l'interdisciplinarità delle competenze professionali, ma la responsabilità deve essere del direttore tecnico laureato in scienze motorie. Questi e solamente questi ha la responsabilità della salute delle persone, cioè non possiamo delegare ad altri, quindi lancio un appello alle istituzioni. Che significa? Anche perché con questa legge che tu hai contribuito anche a portare avanti deve essere anche attuata, no? Allora, non può rimanere soltanto legislatura. Mi lanci un assist. Allora, praticamente la legge è stata varata dicembre 2014, è entrata in vigore nel luglio del 2016, di fatto è stata attaccata da più parti, mi dispiace dirlo, ma soprattutto da enti quali il CONI, perché vedevano paradossalmente i laureati in scienze motorie dei nemici anziché delle persone con cui collaborare. Ora, fino a prova contraria, lo Stato, l'istituzione pubblica è l'unico ente, perché è suo dovere, affinché nelle scuole non solo potenzi l'attività sportiva, le scienze motorie in senso lato, ma quindi non solo con le ore ma anche con le figure professionali, ma noi non possiamo delegare, con tutto il rispetto, a persone che nei weekend si prendono un qualunque brevetto, e quindi mi riferisco ai tecnici CONI, che possono essere persone, anzi saranno sicuramente delle persone ultra preparate, ma la responsabilità deve essere... Ma la responsabilità deve essere del direttore tecnico, quindi io non è che voglio erigere muri con i tecnici, io voglio erigere legami, e voglio appunto creare dei legami, mi devo servire se è necessario, penso per esempio ai centri di
mini basket o mini volley o altro, per carità mi posso servire dei tecnici, ma la responsabilità deve essere sempre del direttore tecnico. La Regione Sicilia, quindi, ritornando alla legge, andrà in vigore a fine 2018. Si è arrivati a un compromesso in questo per dare... Dopo 4 anni, insomma. Pazienza, comunque, ma questo vuol dire anche mettere a posto determinate strutture. Quindi, poi ti chiederò anche così un piccolo consiglio su quelle che sono sicuramente le sane abitudini di farsi una passeggiatina la mattina oppure di farsi una bella corsetta al tramonto in spiaggia, se ci sono anche delle controindicazioni sul fai da te. Questo me lo dirai dopo. Esatto. Prego. Continuiamo con Arturo Tortorici. Dicevo che il lavoro fatto dall'Unione Nazionale Mutilati per Servizi è lungo e va avanti con i servizi che offre. Il nostro territorio è propenso ad avvicinarsi all'associazionismo, allora, oppure viene visto sempre un po'... Niente, purtroppo devo dire non c'è molta pubblicità, non lo so, la nostra provincia di Agrigento è particolare. Perché rispetto alle altre province della Sicilia vedo che c'è molta partecipazione. Io per esempio ho 154 iscritti, ne avevo 250, sapete perché? Perché all'inizio si iscrivono perché sanno che devono raggiungere, hanno bisogno diciamo della mano dell'UMMES per poter arrivare a qualche obiettivo. Dei servizi che l'Unione offre. Poi c'è questa mentalità che purtroppo poi non rinnovano più, perché noi viviamo diciamo, di queste diciamo, dell'iscrizione, le quote associative, che poi la quota associativa è 47 euro l'anno, di cui alla sezione di Agrigento ne restano 28 e le altre vanno alla sede nazionale, perché la sede nazionale si occupa diciamo, di organizzare convegni, congressi. Io in passato... C'è rete con le altre associazioni, Arturo? Sì, noi siamo... O siete dei compartimenti stagni, no? Allora, la rete è che noi facciamo parte della FAND, partecipiamo con la FAND, con le altre associazioni storiche, con gli invalidi civili, gli invalidi del lavoro, i sordomuti. Certe volte si fa confusione con il tipo di associazione, perché alcuni pensano sempre, per esempio, l'associazione nostra, non perché è un'associazione benemerita, perché come vi evidenziavo dall'inizio, noi abbiamo le vedove, la scorta di Falcone, di Borsellino, le vedove che sono rimaste, che hanno perduto, diciamo, hanno perso i loro congiunti per i fatti di mafia, sono morti, perciò noi su questa tematica purtroppo abbiamo poche risorse nella provincia di Agrigento, perché dobbiamo fare fai da te. Infatti io mi sono ripromesso che non appena sarà erogato questo piccolo contributo farò una campagna pubblicitaria a favore dell'UMMES, per fare conoscere di per più fare conoscere, perché io mi sono informato tramite l'ufficio provinciale del Tesoro, perché sono tabellari. Noi abbiamo militari di leva che in tempo di pace sono stati impegnati nelle zone di guerra. Abbiamo quelli del Kosovo che hanno contratto malattia per il fatto dell'uranio impoverito. Questi qua, per esempio, questi che li chiamiamo servitori dello Stato, che sono poi rientrati nella vita civile, loro per esempio che hanno avuto riconosciuto una causa di servizio che va dall'8ª alla prima categoria, loro hanno diritto al collocamento obbligatorio. Il collocamento obbligatorio che è all'ufficio provinciale del lavoro, dove io sono stato presente in passato a rappresentare non solo la categoria dell'UMMES, ma a rappresentare anche le altre associazioni. L'ho fatto sempre con passione e amore, e mi ricordo che qualcosa sono riuscito a portarla avanti, perché che cos'è che abbiamo? La legge è stata modificata, la 482, con la legge 68-99, mentre in passato c'erano le percentuali nei vari uffici pubblici
Per esempio venivano su 100 dipendenti, dovevano assumere 10 disabili, di cui un orfano di caduto per servizio, una vedova. Sulle varie categorie spalmate. Oggi l'hanno unificata, si chiama legge 6899, ha accorpato un po' tutte le varie categorie, che si sta facendo confusione, tant'è che noi a livello nazionale ci vogliamo distinguere, perché la nostra categoria è riconosciuta, la causa di servizio, dall'ospedale militare, dalla menomazione che ha contratto durante l'adempimento del proprio dovere, e queste persone si iscrivono all'ufficio provinciale del lavoro. L'ufficio provinciale del lavoro deve andare a interferire nelle varie enti privati. Enti privati possono essere le poste, perché oggi le poste è un ente privato, quelle strutture private, e andare a imporre attraverso l'ispettorato del lavoro le verifiche per vedere se hanno adempiuto alle categorie. Noi su questo li assistiamo, io sono presente e posso dare delucidazioni in merito, perché ho contatti con l'ufficio provinciale del lavoro di Agrigento. Solo che, ritornando al discorso precedente, purtroppo c'è un'apatia in tutte le cose. Anche credo questa presenza in televisione può essere da stimolo. Senz'altro la comunicazione è la cosa essenziale, tant'è che 20 anni fa il nostro presidente nazionale, perché ne abbiamo avuti diverse, si dedicò con delle trasmissioni televisive a Rai 1 per dire cosa è l'Unione, cosa fa l'Unione. Per esempio oggi abbiamo tante di quelle situazioni a favore della categoria che spiegarle stasera così in poche parole. Abbiamo lanciato l'assist comunque. Bene, ritorniamo ancora a Vincenzo, dicevamo la strada dei talent, o comunque nel cercare di avere a volte anche l'aggancio giusto, farsi sentire dalla persona giusta che può dire questo ragazzo è interessante. Vabbè sì, questo è fondamentale, però per mia non conta solo la, tra virgolette, raccomandazione, bisogna... No, beh, raccomandazione nel senso buono, no? Nel senso di farsi vedere, io di proporsi. Sempre, in TV ecco. vai bene se funzioni, Sì. se non funzioni non vai. Parlavamo di Sanremo, parlavamo di Sorrento, il prossimo passo quale sarà, Vincenzo? Il prossimo Hai passo già qualcosa in programma? Sì, ho in programma tanto, però per scaramanzia non lo dico. Ne vuoi No. Allora, però il prossimo passo... Se succederà, allora ti ospiteremo di nuovo, va bene? Sì. Okay. Però quello diciamo più a gennaio ci sarà un altro evento, un concorso qui a Caltanissetta, ne farò parte. Concorso canoro. Insomma, è un altro passo. E adesso ti diamo ancora una volta il centro del nostro studio per proporci che cosa? Un posto anche per noi, un altro mio inedito, completamente inedito. No, aspetti, questo è nel mio orizzonte ho sbagliato il titolo. Questo è il brano che ho presentato al Festival di Sanremo. Questo è stato preso, però... Va bene, però ci hai provato. Vai al centro allora del nostro studio, ancora per voi a Target Vincenzo Silvestri. Sono per me la stella più bella che c'è. Forse questo un giorno finirà, quindi adesso consumiamoci. Forse questo un giorno se ne andrà, allora il tempo non basterà. Stringimi e non finirà, spogliami e non passerà. Il nostro amore vincerà. Nel mio orizzonte ci sei tu. E tutto poi non conta più. Nel mio orizzonte ci sei tu. Come anime gemelle, baciavi e respiravi forte la mia pelle. Io ti tocco e resti per me
questo un giorno se ne andrà, allora il tempo non basterà, stringimi e non finirà, spogliami e non passerà, e il nostro amore vincerà. Nel mio orizzonte ci sei tu. Nel mio orizzonte ci sei tu. E tutto poi non conta più. Nel mio orizzonte ci sei tu. Prego. E insomma, anche se l'influenza voleva farci uno sgambetto, ci siamo riusciti anche per questa puntata ad andare avanti, a concluderla spero con argomenti che sono stati di vostro gradimento. Dicevo, professore Picarella, il fai da te va bene, la passeggiatina, quel po' di footing salutare? Se per fai da te intendiamo la passeggiata, quello senz'altro va benissimo. Quello che non va bene è improvvisarsi o collegarsi a internet eccetera e stilare dei programmi di allenamento appunto con il fai da te. Meglio farsi seguire sempre da una persona esperta, l'abbiamo detto i kinesiologi. Non dobbiamo dimenticare che quando l'utente, il cittadino lancia un messaggio va in qualunque struttura pubblica, privata, per appunto svolgere un'attività sportiva, innanzitutto deve chiedere, credere, chiedere con chi ha da fare, chi sono i professionisti eccetera. Dopodiché ci sono degli step da seguire. Cioè, per esempio, se noi dobbiamo fare una gara automobilistica, lo step è la messa a punto della macchina. Certo. Non penso che la persona, in quanto essere umano, sia da meno di un pezzo di lamiera e motore. Quindi fare visita medica, tutto quello che sono... Quello è alla base, appunto per questo esiste il servizio di medicina dello sport. Il servizio di medicina dello sport appunto si occupa di certificare lo stato di salute degli atleti, sia che facciano attività sportiva agonistica che non agonistica, e il nostro servizio è a disposizione appunto dei cittadini, e questo è una di quelle, dei compiti istituzionali di cui ci occupiamo. In ambito poi, uno degli altri compiti che noi facciamo sul campo è appunto quello di monitorare, di valutare e fare degli screening, soprattutto sulla popolazione scolastica, per quanto concerne varie tematiche. Per esempio qualche anno fa ci siamo occupati nell'ambito delle scuole medie superiori appunto per quanto concerne l'attività motoria come appunto farmacoterapia e stili di vita. Quindi abbiamo voluto monitorare, vedere quello che poteva emergere. Abbiamo monitorato qualcosa come 3.000 alunni e quei dati che le ho detto prima sono venuti un fuori. campione molto rilevante. Volevo dire soprattutto certamente quando parliamo di prevenzione, ecco, invitare le istituzioni ad investire. Cosa vuol dire investire? Se facciamo una piccola ricerca vedremo che da nord a sud, ma a sud ancora non ci siamo, gran parte delle aziende ospedaliere hanno aperto dei dipartimenti di scienze motorie, quindi qualunque cittadino, ma soprattutto un cittadino che presenta quelle patologie metaboliche di cui abbiamo detto prima, si serve delle strutture sicure, protette cosiddette, quindi si figura in un ospedale dove ci sono medici, kinesiologi eccetera, e dove sono seguiti per poter svolgere attività motoria. Non dobbiamo dimenticare un'altra cosa importante, il fattore socializzante, e non dobbiamo pensare che l'attività motoria sportiva e ludico motoria appunto
abbia come effetto solamente l'aspetto morfologico funzionale, non dobbiamo dimenticare l'aspetto psicologico, perché oggi c'è un'altra malattia silente che galoppa ed è la depressione. Quindi figuriamoci in quei soggetti, soprattutto in una certa età, dove aggregare, unire e stare insieme, anche giocando, soprattutto facendo un'attività motoria e movimento razionale, mette in moto nell'organismo quelle droghe benefiche, quelle droghe noi diciamo benefiche, che sono appunto le endorfine, catecolomine, adrenalina, noradrenalina, che fanno stare bene, senza che ce ne accorgiamo, senza prendere farmaci appunto. Bene, bene. Per chiudere allora, e come al solito, chiediamo ai nostri gentili ospiti di salutarci con una frase, con un pensiero, insomma, con una citazione, con un qualcosa che caratterizzi anche il vostro lavoro, ma che sia soprattutto ed esclusivamente positivo. Noi vediamo il bicchiere sempre mezzo pieno, anche di olio o di vino, per noi è sempre mezzo pieno, quindi credo che assieme all'attività motoria e alla buona alimentazione l'essere positivi e propositivi ci aiuti a vivere meglio. Grazie della presenza e della partecipazione a Vincenzo Silvestri, cantautore. Il tuo sogno nel cassetto, il tuo pensiero e il tuo saluto qual è, Vincenzo? Intanto quello di non mollare mai, e lo dico a tutti quelli che purtroppo hanno questo mio stesso sogno. Poi io andrò avanti sempre per la mia strada, vedremo dove arriveremo. Grazie. Se arriveremo. Sicuramente, te lo auguriamo. Grazie della presenza e della partecipazione a Arturo Tortorici, Unione Nazionale Mutilati per Servizio. Sì, io volevo ricordare che noi abbiamo lo statuto, che lo statuto si può scaricare attraverso l'UMS.it, che è la sede nazionale, dove troveranno le persone, l'utenza, tutto quello che riguarda la categoria. Io desidero chiudere e ringraziare Televideo Agrigento e dire un grazie e un arrivederci a presto, che spero tantissimo di fare un'altra trasmissione a spese nostre dell'UMS, esclusivamente per noi, perché ne abbiamo di bisogno. Va bene, sarà un servizio per l'utenza. Io desidero chiudere concludere con la frase del 70° anniversario: forti della nostra storia, insieme per il futuro. Grazie a Maurizio Picarella, funzionario del settore medicina dello sport dell'ASP di Agrigento. Il mio sogno nel cassetto, da ex docente e anche da addetto ai lavori in un'azienda sanitaria, è che a livello scolastico, ovviamente a qualunque grado appunto della nostra istruzione, siano presenti più laureati in scienze motorie in ogni ordine e grado della scuola, e a livello delle aziende sanitarie appunto che si apra una grossa breccia per quanto riguarda i dipartimenti di scienze motorie, che possa offrire quindi ai cittadini un posto sicuro, un ambiente sicuro dove poterli accogliere e svolgere attività motoria come si deve. Grazie a Gabriella Bruccoleri, dirigente dell'Istituto Superiore Michele Arena di Sciacca. È una epoca caratterizzata da una forte tristezza e da un grande profondo senso di smarrimento. Mi piace citare una frase di Don Tonino Bello, che diceva a questo proposito che abbiamo bisogno di occhi nuovi, perché i nostri sono occhi troppo antichi, sono occhi condizionati dall'egoismo, e abbiamo bisogno dunque di un nuovo slancio nei confronti dell'educazione della scuola, che può essere in grado di cambiare il mondo, i destini sociali e i destini individuali, e in particolare invitare tutti all'Open Day della mia scuola, dove questa esperienza di slancio ed entusiasmo diventa operativamente esperienza di ogni giorno. Il tuo futuro con noi. Grazie della vostra presenza e partecipazione, grazie soprattutto al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.